Ma sarebbero tante le cose da sottolineare, ma soprattutto il fatto che il comune investe in un'opera in cui crede molto e un'opera che di fatto è già stata ammortizzata da parte del comune perché quella che è la spesa è stata già superata in ordine a quello che riceveremo immediatamente. Per cui adesso avrò la possibilità, visto che è ripartito il tutto, magari di incontrare i cittadini e di spiegare bene quelle che sono le ragioni di un investimento fatto dal comune di Spresiano in un'opera che porterà Spresiano ben fuori dai confini comunali. Per grandi linee, qualche cifra? Guardate, i 4 milioni di euro investiti al netto già del fatto che il mutuo è a tasso zero e quindi risparmiamo almeno 1,5 milioni di interessi, ma questa è una cosa fiscale che non c'entra, contabile. Noi abbiamo l'area che è diventata di proprietà del comune e abbiamo circa 100.000 metri quadri a servizi. Fate voi i conti, io svalutandola al massimo a 15 euro a metro quadro già 1,5 milioni. Poi abbiamo una palestra da 400 metri quadri in uso esclusivo, unitamente anche a luce, acqua e gas, e quindi a tutte le spese un altro 1 milione di euro di valore, sicuramente siamo già a 2,5 milioni. Abbiamo una strada che collegherà via Vittorio Veneto, anzi la prosecuzione di via Vittorio Veneto a Villorba con via Liviana Scatolon, che vale circa 1.350.000 euro, siamo già a 3.850.000 euro. Abbiamo 3 weekend all'anno in uso esclusivo al comune a 10.000 euro al weekend per 50 anni, fate voi i conti di quanto viene fuori e già siamo ben oltre la cifra investita. E poi, non ultimo, abbiamo ricevuto da parte del Ministero del Turismo un finanziamento di 2 milioni di euro per la pista ciclabile di via Vecelio, e li abbiamo ricevuti proprio perché nella domanda abbiamo detto che qui c'è il velodromo in costruzione. Per cui ecco, magari prima di dire poi che è un'opera privata, cosa che non è assolutamente, perché non è assolutamente vero, perché l'opera è al 100% un'opera pubblica, bisogna dire che l'investimento è stato un investimento assolutamente oculato, senza tener conto che nel 2029 avremo i mondiali di ciclocross e poi il grande mondiale del 2031 che porterà Spresiano, non voglio dire sul tetto del mondo perché mi sembra un po' così, magari esagerato, però sicuramente qualche giornale anche oltreoceano parlerà di noi.